sagrato della Basilica di Santa Giustina e Prato della Valle per contenere oltre 10.000 persone arrivate a Padova per il funerale della 22enne uccisa da Filippo Turetta. La commozione fin dalle prime ore del mattino davanti all'obitorio dove la salma di Giulia è partita poco prima delle 11. Non doveva succedere, non dovrà mai più succedere queste cose. Noi Giulia non ce l'abbiamo più, la figlia di tutti, e guardi, non si sa il nostro futuro quale sarà senza Giulia, perché Giulia era una rosa che stava sbocciando, non è ammissibile che a lei sia stato fatto questo. Queste cose non devono più succedere. Fuori dalla Basilica e in Prato della Valle tantissimi ragazzi e ragazze. È una questione che mi sento molto al cuore e Giulia la vedevo come una mia coetanea e vedere che in questi periodi queste cose accadono ancora mi fa rincuorare molto il cuore. Essere qua per me non vuol dire solo essere una donna presente alla morte di un'altra donna, ma essere un essere umano presente per l'uccisione di un essere umano dalla mano di un altro essere umano. Tanto dolore e anche tanta rabbia, sicuramente in primis per Giulia, ma anche come simbolo un po' per tutte le donne che ogni giorno soffrono per la posizione in cui il patriarcato stesso la pone. È stato importante far capire che eravamo qua, eravamo presenti per dare un supporto e perché, come hanno chiesto loro, come ha chiesto il papà, la sorella, il fratello, sia un punto di svolta questo. È settimane, da giorni che ci trovate qui nelle piazze di Padova e non solo, di tutta Italia. E era giusto essere presenti qui oggi, simbolicamente, ma la lotta continua. A sorvegliare sulla folla, sulla famiglia di Giulia e sulle autorità, un imponente dispositivo di sicurezza messo in campo dalla prefettura. Oltre 200 persone tra polizia, carabinieri, tutte le forze dell'ordine, unità speciali antiterrorismo e il servizio d'ordine garantito dalla protezione civile e dai tanti volontari di Croce Rossa e Verde. Un abbraccio corale della città di tutto il Veneto che porterà sempre Giulia nel cuore.